Ciao a tutti, vi aspetto al Carnevale di Venezia. Domenica alle ore 12 succederà una cosa incredibile, ma non solo per me, anche per voi. Quindi vi aspetto in Piazza San Marco, ore 12, tutti là. Ciao a tutti! Con un invito così difficile mancare. Dopo il volo dell'Angelo che domenica scorsa ha attirato a Venezia 120.000 visitatori, ora sarà la volta dello svolo dell'Aquila che vedrà protagonista la bella Melissa Satta, che ha voluto registrare un videomessaggio per invitare tutti. Indosserà un abito blu con richiami al volo, mentre per le feste veneziane quello che si vede nel video, rosa pastello con inserti dorati. Visti i numerosi appuntamenti del fine settimana, sarà attivato nuovamente il piano sicurezza, che finora ha funzionato bene, in centro storico e in terraferma. Sabato pomeriggio, infatti, a Marghera sfileranno i carri mascherati, uno degli appuntamenti più seguiti della terraferma. Per motivi di sicurezza saranno sistemati dei camion alle entrate del percorso lungo il quale ci sarà la sfilata. Questo per impedire che qualcuno possa imitare l'attentato di Nizza, scagliandosi contro le persone. Domenica si svolgerà inoltre la Corri in Maschera, la manifestazione sportiva non competitiva gratuita e aperta a tutti. Per l'occasione è stata emessa un'ordinanza con cui si dispone che i vigili, per tutta la durata della manifestazione che inizierà alle 9:30 da via Palazzo, avranno la facoltà di regolare la circolazione stradale, facendo accelerare, rallentare o fermare i veicoli per permettere il transito in sicurezza dei partecipanti.